Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta per raccontarvi tutte le notizie, tutte le ultime novità della nostra regione. Partiamo con l'allarme che si respira a Nanto nel Vicentino dopo la violenta aggressione in casa di un pensionato malmenato e ferito dai ladri. Il sindaco annuncia contromisure ma chiede anche maggiore collaborazione alle forze dell'ordine e ai cittadini. Chiedo a tutti voi di prestare maggiore attenzione e verificare se il vostro vicino, parente, amico è a casa e sta bene. Un piccolo gesto che anche per il futuro può fare la differenza. Lancio un appello accorato anche dai social alla sindaca di Curtarolo, Martina Rocchio. Da lunedì sera il corpo di un anziano, un uomo sui 70 anni, giace senza un nome nell'obitorio dell'ospedale di Cittadella. Erano le 15:30 quando, mentre forse tentava di attraversare la Valsugana, è stato investito da un'auto all'altezza di Pieve di Curtarolo, un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Le indagini sono condotte dalla polizia locale del Medio Brenta. L'uomo non aveva documenti, viaggiava su questa bicicletta nera da donna con cestino, indossava un giubbotto nero leggero, una camicia, un maglione nero, pantaloni neri della tuta e scarpe da ginnastica bianche con una striscia azzurra. Anche i nostri uffici e tutta l'amministrazione si è messa a disposizione delle autorità e anche della polizia locale per cercare di dare un nome e un volto, come dire, anche a questa persona, anche perché parliamo forse sempre più di persone che non hanno rete familiare. Questo è probabilmente la cosa un po' più drammatica, quindi l'appello è rivolto a tutti coloro che dovessero magari anche pensare che il vicino non è rientrato e di conseguenza magari possano allertare le forze dell'ordine per riuscire a fare nuove ricerche. Le ricerche sono state estese anche ai comuni vicini come Campo San Martino. Chiunque avesse notizie è pregato di contattare la polizia locale del Medio Brenta allo 049 969 7950. Questo dunque è il numero da contattare da parte di chi avesse notizie. Quello che abbiamo visto era il servizio sull'incidente mortale avvenuto a Curtarolo, per il quale la vittima non ha ancora un nome. Adesso andiamo a Nanto per parlare dell'allarme provocato dalla violenta rapina ai danni di un pensionato. Pur avendo allarmi, pur avendo tutto chiuso, continuano a tentare di fare le effrazioni anche con le telecamere, sono non curanti di questo, pertanto adesso attiveremo anche un maggior supporto da parte dei carabinieri, della polizia locale, però sempre nei limiti delle loro possibilità che sappiamo sono molto limitate. Non si placa a Nanto la preoccupazione e il timore dei cittadini di nuove incursioni di ladri e rapinatori sempre più sfrontate e intraprendenti. L'ultimo episodio, l'aggressione del pensionato 92enne spintonato dai ladri entrati in casa in pieno giorno che gli hanno procurato la frattura di una gamba. Fa riflettere, fa pensare, ci rende anche molto insicuri e siamo anche allarmati, voglio dire, non nego che siamo anche impauriti, insomma, ecco. Il timore che si sta diffondendo è che non ci sono più orari per queste frazioni nelle abitazioni, non ci sono orari e non c'è neanche il timore di trovare le persone dentro casa, ed è questo un po' che spaventa e che crea ansia nelle persone, nella popolazione. Inviterò a partecipare a degli incontri tenuti dagli esperti, dai carabinieri, dalla polizia. Ti dà magari quei suggerimenti che ti possono consentire perlomeno di cautelarti. E a Limena inizierà invece ad aprile il processo per l'omicidio di un pensionato di 80 anni, il cui cadavere era stato trovato un anno fa nascosto nell'armadio. Chiuse le indagini sull'omicidio del pensionato di Limena, l'80enne Franco Bergamin, ucciso, secondo gli investigatori, il 23 febbraio di un anno fa e poi nascosto in un armadio del suo appartamento che condivideva con il presunto assassino, che ora dovrà affrontare il processo, prima udienza il 13 aprile davanti alla Corte d'Assise di Padova. Per lui, un triestino di 42 anni, le accuse sono di omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo delle carte di credito. L'indagato avrebbe infilato il corpo in 2 sacchi neri e poi lo avrebbe nascosto in un armadio, profumando l'appartamento per evitare che i vicini si accorgessero della presenza del cadavere. Quindi avrebbe utilizzato il bancomat della vittima in varie occasioni
Erano stati i familiari dell'80enne, una decina di giorni dopo, a lanciare l'allarme. Alessio Battaglia era stato poi arrestato il 6 marzo nella sua casa di Trieste senza mai confessare il delitto. Gravissimo incidente poco dopo la mezzanotte a Campo San Martino. Un gruppo di ragazzi che tornava da una festa di carnevale è stato travolto da un'automobile. Un 17enne è gravissimo, ferito anche un amico. Ci colleghiamo in diretta con Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende. Buongiorno Chiara. Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Con Cristian Roque Allende ci troviamo proprio nel punto esatto in cui ieri sera, poco dopo la mezzanotte, come dicevi, si trovava il 17enne rimasto gravemente ferito con due suoi amici. Erano qui, stavano parlando sul marciapiede di fianco la provinciale 10. Rispetto alle prime indicazioni che ci sono arrivate, il ferito è solo uno, quindi non due. Un'auto che proveniva dalla Valsugana e viaggiava diretta verso San Giorgio ha investito questi ragazzi. Pensate, proveniva dall'opposto, dal senso di marcia opposto rispetto a quello in cui erano i ragazzi. Il 17enne è stato preso dall'auto ed è rimasto incastrato nel palo che vedete qui, che in questo momento Cristian Roque Allende sta inquadrando. L'auto completamente fuori controllo, ha finito la sua corsa a una decina di metri di distanza dall'altra parte, quindi nel senso di marcia che inizialmente stava percorrendo. Due i giovanissimi a bordo, al volante un giovane di 22 anni, a suo fianco un amico di 24, entrambi di San Giorgio delle Pertiche. I ragazzi che erano con il 17enne ferito hanno capito subito la gravità della situazione, hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sono arrivati qui i sanitari del 118 che hanno fatto arrivare anche l'elicottero del SUEM. È stato portato all'elicottero in volo, è stato ricoverato all'ospedale di Padova, dove si trova in condizioni gravissime. Il 17enne sta lottando per la sua vita in queste ore, con a fianco proprio tutta la comunità. I carabinieri sono arrivati sul posto, hanno sentito gli amici del giovane e anche sia il conducente dell'auto che l'amico. Secondo quanto abbiamo raccolto sinora, sembra che il 22enne alla guida dell'auto fosse positivo all'alcol test. Un incidente che riporta l'attenzione su quanto purtroppo quanta attenzione ci voglia alla guida di un'auto. I ragazzi erano qui, erano semplicemente, banalmente proprio qui, in questo punto, stavano parlando, era mezzanotte e mezza, c'era una festa di carnevale in corso qui, perché sappiamo che in questi giorni non c'è scuola per loro. Ecco, noi vi aggiorneremo su sulle evoluzioni di questo tragico incidente nelle prossime edizioni. Direi che per ora è tutto, grazie a Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica. Filippo, la linea può tornare a te. Grazie a Chiara Gaiani per questo aggiornamento. Noi ci spostiamo invece a Chirignago, siamo nell'entroterra del comune di Venezia per un incendio divampato in un condominio dopo una faida tra vicini di casa. Sento dei rumori, pam, pum, pam, pensavo all'inizio dei spari. Ho chiamato subito i carabinieri. Ho detto guarda, correte qui perché qui scopre molto. Una palazzina in fiamme, urla, caos e 18 persone intrappolate nel fumo. È l'esito di una faida di vicinato nelle case popolari della zona Circus di piazza Vittorino da Feltre a Mestre. A finire in manette un giovane di origine straniera, ritenuto responsabile dell'incendio, ha piccato la porta dell'appartamento del vicino, cittadino di origine albanese. Il ragazzo, diciamo che ha ritirato mio fratello, è venuto. Suo fratello è coinvolto? Sì, mio fratello era coinvolto con lui, però il ragazzo che ha dato fuoco è venuto minacciandomi, voleva venire sopra da me, e infatti mi ha rotto il vetro della macchina, sul noto posteriore, ha rotto il vetro del portone e mi ha minacciato più e più volte, diciamo, di venire su
oppure mi intimidiva, vieni giù, vedi Tania che... Una faida che andrebbe avanti da mesi e che secondo le testimonianze avrebbe già portato pochi giorni prima al rogo dello scooter del rivale. Intorno alle 23 l'ennesima escalation, liquido infiammabile sulla porta in legno e poi il rogo. Il fumo denso ha saturato il vano scale e l'intero edificio di 5 piani, costringendo la completa evacuazione dei residenti, tra cui diversi minori portati in ospedale per accertamenti. I condomini del palazzo non ce la fanno più a vivere così. Qua purtroppo che si tanti abusivi, stranieri, fa quello che vuol, spaccio di droga, vandalismi dappertutto, non che c'è rispetto, non che c'è niente. E se sentiamo soli, si può venire solo quando chi ha bisogno di elezioni, di voti. Con promesse. Un episodio che segnala un clima di convivenza sempre più ostile all'interno delle case popolari di quest'area. Le persone resistono, le persone hanno una grande voglia, questo luogo è un luogo centrale alla nostra comunità e noi garantiremo il più possibile. Io in primis, come vi dicevo prima, sono sempre qui presente, le persone mi chiamano, io intervengo, c'è un costante movimento, una costante comunicazione. A intervenire sulla questione anche Marco Mestriner, presidente facente funzione di Ater Venezia. Per colpa dei soliti noti che mettono sotto scacco la vita di persone normali. Siamo stufi di essere sotto scacco da parte di determinate persone che vivono abusivamente negli alloggi popolari. Hanno aggredito l'autista della MOM dopo la partita tra Treviso e Mestre. Adesso sono scattati i DASPO per 2 ultras del Mestre, uno dei giovani tra l'altro è minorenne. Non potranno prendere parte alle manifestazioni sportive sia sul territorio nazionale sia all'estero per 5 anni. Sono scattati i DASPO emessi dal questore di Treviso Alessandra Simone per 2 ultras veneziani di 20 e 17 anni. Sarebbero loro i responsabili dell'aggressione all'autista MOM. Dopo la partita Treviso-Mestre il 21 dicembre la tifoseria di casa bianco-celeste aveva atteso l'autobus nei pressi di Porta Santi 40 ed aveva tentato l'assalto al mezzo lanciando contro i finestrini alcune bottiglie di vetro. I tifosi mestrini nell'occasione avevano cercato di fermare il mezzo per rispondere all'aggressione, ma grazie alla prontezza del dispositivo di scorta, al posizionamento del convoglio del reparto mobile della Polizia di Stato in mezzo alla carreggiata e al coraggio dell'autista MOM che aveva continuato la propria corsa nonostante l'aggressione subita, era stato evitato che si arrivasse allo scontro tra le 2 tifoserie. Le indagini e le immagini hanno incastrato i 2 tifosi mestrini. Aver individuato già le persone è un segnale molto importante perché questi non sono dei sportivi, non vanno a vedere la partita di calcio, vanno per fare altre cose e giustamente il questore è intervenuto in maniera pesante. Nei giorni seguenti ai fatti il questore di Treviso aveva già emesso anche 3 provvedimenti di DASPO nei confronti degli ultras del Treviso responsabili dell'assalto al bus dei tifosi mestrini. Danni al bus e lesioni all'autista. Colladò non esclude di costituirsi parte civile in un eventuale procedimento contro i tifosi coinvolti nei disordini. Nessuna condotta violenta può essere tollerata, ha dichiarato il questore di Treviso Alessandra Simone. La Polizia di Stato continuerà a garantire il massimo impegno per isolare i violenti a tutela dello sport e della sicurezza e della collettività. Intanto la MOM sta pensando ad ulteriori iniziative a salvaguardia dei propri autisti. Si tratta di isolare l'autista, di garantirgli la sicurezza, quindi la possibilità anche di uscire. Ovviamente l'autobus ha 3 porte, 2 potrebbero essere assegnate alle persone a bordo del mezzo e una all'autista. Questa iniziativa, al vaglio della motorizzazione civile, va ad aggiungersi alle bodycam indossate ora da autisti e controllori e alla barriera interna antisfondamento per proteggere i conducenti dai tifosi violenti. E adesso ci spostiamo a Belluno, in centro città, a pochi passi dal tribunale, per raccontarvi dell'aggressione subita da un barista. È stato proprio poi il titolare del locale ad allontanare il suo aggressore. 10 minuti da dimenticare per il titolare del bar Alpicinin di Belluno. Il 51enne veneziano, da un anno trasferitosi in città per gestire il locale,
Verso le 19 si è visto entrare un cliente che sarebbe stato meglio non avere mai incontrato. Un episodio però su cui si è fatto troppo clamore. Io la persona che è venuta qua l'ho solo disarmata, nel senso ho salvato l'incasso. Una volta disarmato e sono uscito da questo vincolo qua, che sono uscito e ho chiamato il 113. La persona è rimasta qua dentro 4-5 minuti da sola, perché io ero in attesa delle forze dell'ordine. Era un italiano, era uno straniero, parlava in maniera corretta? Italianissimo, veneto puro. Disarmato l'uomo e chiamate le forze dell'ordine, il malvivente è riuscito però a darsi alla fuga. Lui dopo si è dileguato verso la stazione e si pensava che avesse preso un treno direzione verso Venezia, e invece non è stato così, è rimasto qua ancora per un po'. L'hanno preso? Mi pare proprio di sì, che l'hanno preso a Longarone, lo hanno preso. Mi sembra quello che mi hanno detto i carabinieri. L'individuo è del 78 e in effetti è stato arrestato dai carabinieri. Dopo Belluno ha tentato un'analoga aggressione a Castellavazzo, impossessandosi di una birra e di un pacchetto di sigarette ai danni di una barista. Veniva pertanto deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno per i reati di rapina e danneggiamento, essendosela anche presa, dando in escandescenze, con la stanza dove lo avevano portato gli stessi carabinieri, danneggiandone una parete. Ed ora parliamo di una serie di colpi che erano stati messi a segno tra Rosà e Bassano del Grappa, colpi di martello, usavano anche una pistola per i loro assalti a volto coperto, ma ora si è chiuso in poche settimane il cerchio attorno a una coppia di giovani fratelli che alla fine hanno confessato. Braccati dai carabinieri, alla fine hanno confessato. 2 fratelli di 18 e 20 anni, originari del Lazio, hanno ammesso le proprie responsabilità per 4 rapine, 3 riuscite e una tentata ai danni di esercenti della zona tra Rosà e Bassano. Tutti gli episodi sono avvenuti in meno di un mese. Il 15 gennaio avevano minacciato con un martello la dipendente di un bar di via Manzoni a Rosà, impossessandosi di 800 euro e un cellulare. 5 giorni dopo, con la stessa modalità, era stata la cassiera di un supermercato di via De Gasperi verso l'orario di chiusura a subire un assalto fulmineo, con la cassa rimasta intatta nonostante le martellate. I 2 hanno atteso fino al 6 febbraio per entrare di nuovo in azione, questa volta ai danni di un fast food di Bassano in via Cadolfin. Era stato di 3.000 euro il bottino consegnato dalla responsabile del punto vendita sotto minaccia stavolta di una pistola. L'ultimo colpo non andato a segno risale all'11 febbraio ai danni di un altro fast food di via Capitelvecchio. Un dipendente del locale aveva incrociato i 2 malintenzionati all'uscita di una porta secondaria, riuscendo a rientrare e chiudendo l'uscio alle proprie spalle. Le serrate indagini dei carabinieri, condotte grazie alla visione delle telecamere pubbliche e private della videosorveglianza e a una serie di appostamenti e pedinamenti, hanno velocemente stretto il cerchio intorno ai 2 fratelli dimoranti da qualche mese a Rosà. Così i giovani si sono presentati al comando di Bassano dell'Arma insieme ai loro avvocati, confessando i reati e fornendo ulteriori dettagli. I militari hanno recuperato la pistola, risultata essere a salve ma priva di tappo rosso, oltre ai capi di abbigliamento utilizzati nelle rapine, sempre abbandonati nelle vicinanze dopo la fuga. Per entrambi è scattata la denuncia a piede libero in attesa del processo. Terrore ieri pomeriggio a l'altro ieri pomeriggio a Castelfranco Veneto, in piazza Giorgione, una ragazza di 16 anni è precipitata da una giostra facendo un volo di 4 metri. Sfiorata la tragedia nel tardo pomeriggio in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto intorno alle 18:30. Una ragazza di 16 anni è precipitata da una giostra del Luna Park allestito per carnevale, facendo un volo di circa 4 metri e cadendo di pancia sulla pedana. La giovane, che si trovava con alcuni amici, era salita sulla giostra denominata Shuttle, ora chiusa e posta sotto sequestro. All'improvviso la cintura di sicurezza del seggiolino su cui era seduta si è sganciata per cause ancora da chiarire, forse per un difetto tecnico della giostra o un errore involontario della giovane. Per fortuna in quel momento la velocità stava diminuendo. La sedicenne è caduta per 4 metri sotto gli occhi dei presenti ed è stata subito soccorsa. Ovviamente la giostra è stata fermata nell'immediato, il resto delle persone a bordo sono state fatte scendere in sicurezza. La ragazza è stata trasportata all'ospedale Cafoncello di Treviso, ha riportato diversi traumi ma è sempre rimasta cosciente, anche se sotto shock. Per nostra fortuna ieri sera abbiamo saputo, poi col direttore dell'ospedale, dottore Sanello, abbiamo seguito la cosa. Per fortuna sta bene, non ci sono stati danni né fratture e quindi assolutamente ringraziamo
speriamo che è andato tutto bene, quindi la ragazzina non ha avuto nessun tipo di lesione importante. Un epilogo fortunato, ma il rischio è stato enorme. Sono ora in corso le indagini per verificare se si sia trattato effettivamente di un guasto alla giostra o di uno sgancio accidentale della cintura da parte della giovane. Allora ci spostiamo in provincia di Udine, alla Tisana, per raccontarvi di ladri acrobati che hanno usato le loro abilità per rubare le offerte per i poveri all'interno della canonica. Si rimane male, si rimane delusi. All'inizio, per dire la verità, ho vissuto un po' con rabbia questo. Ho detto fra di me, anche se è poco sacerdotale, se li trovavo avrei avuto soddisfazione di molare 4 sberle, meglio così, che non ci siamo trovati faccia a faccia. Magari mi sarei un po' pentito, ma insomma... Monsignor Carlo Fant e i ladri non si sono trovati faccia a faccia solo perché il sacerdote domenica sera stava guardando la televisione con le cuffie. Non ha sentito che i malviventi con abilità da acrobati stavano entrando in canonica sapendo bene dove cercare il bottino. Perché sono salito sulla grondaia con una tecnica abbastanza provata già da altre parti. Hanno sfondato questa finestra, sono venuti giù a basso. Ho l'impressione che conoscevano molto bene l'ambiente, che sono andati nell'ufficio dell'amministratore e lì hanno sfondato la cassaforte, penso con un piede di porco o qualcosa del genere, ma l'hanno sfondata proprio, con la cassaforte che era attaccata al muro. Si pensava che fosse una cosa sicura, garantita, ecco. L'amarezza è tanta oltre alla rabbia perché i soldi rubati erano per la chiesa e per i bisognosi. Si rimane male per i soldi che hanno preso, penso 14-15 mila euro, forse qualcosa in più. Alcuni dei soldi che hanno preso erano destinati anche lì a quelle persone che avevano un po' bisogno. Ci sono dei video in mano ai carabinieri per tentare di individuare i responsabili. A Don Carlo resta il ricordo di una brutta esperienza che già aveva vissuto qualche anno fa. Sì, è la seconda volta, 3-4 anni fa mi hanno addormentato e mi avevano preso dei soldi che erano destinato a un po' i poveri. Sono rimasto male, dico francamente sì, ma si rimane male perché un po' ti entrano dentro la tua vita, dentro la tua realtà. Ed ora voltiamo pagina, ci prendiamo un po' di riposo parlando d'arte e ci colleghiamo con Bassano del Grappa perché sono gli ultimi giorni di apertura per la mostra su Segantini ai musei civici di Bassano del Grappa. Si supereranno sicuramente le 100.000 presenze, ma ci racconta tutto Mirko Cavallin in collegamento in diretta. Buongiorno Mirko. Buongiorno Filippo, con Andrea Benetti alla parte tecnica nel chiostro dei musei civici di Bassano a fianco della chiesa di San Francesco. Le code sono ancora lunghissime, sia chi non ha prenotato alla mia sinistra, adesso Andrea vi inquadra questa coda ininterrotta di gente che continua ad arrivare, poi sull'altro lato invece del chiostro ci sono i gruppi prenotati o chi invece ha fatto la prenotazione online. 4 mesi dallo scorso 25 ottobre, si chiude domenica 22 febbraio. E i biglietti staccati a questa mattina sono 97.000, ma sicuramente, come hai già anticipato, si supererà l'incredibile quota di 100.000 visite per vedere le opere del maestro, uno dei massimi esponenti del divisionismo, Giovanni Segantini, trentino di nascita, vissuto solo fino all'età di 41 anni. I suoi paesaggi, anche i suoi ritratti, i paesaggi alpini montani, sono certamente un'immagine che tanti vogliono vedere dal vivo, di persona, e appunto le code giustificano questo amore per l'arte. Sono un centinaio i capolavori presenti da collezioni private ma anche dal Musée d'Orsay a Parigi, dal Rijksmuseum di Amsterdam, oltre che da quello che era già in dotazione a Bassano del Grappa e alla zona della provincia di Trento e di Bolzano. Un successo inaspettato, come ci ha confermato nell'intervista che abbiamo realizzato poco fa la direttrice dei musei civici Barbara Guidi. Direttrice Barbara Guidi, insomma 100.000 ormai non è più un sogno, le presenze alla mostra di Segantini se l'aspettava?
In realtà no, mi aspettavo un ottimo risultato, ma sicuramente questo è un traguardo oltre le aspettative che ci rende incredibilmente felici, anche perché la mostra non è solo molto visitata ma anche molto apprezzata, è una delle mostre dell'anno. È una mostra che sta portando a Bassano gente davvero da tutta Italia, che basta incrociare chi è in coda per capire le provenienze. Sì, da tutta Italia, province disparate, ma anche dall'estero, dalla Svizzera, dall'Austria, dalla Francia. Abbiamo avuto veramente anche molte presenze straniere che fruiscono l'audioguida in lingua e quindi è per noi una grande soddisfazione. Che ritorno avete dai commenti magari che girano, che i visitatori dopo essere passati qui restituiscono? Ma ci lasciano dei commenti molto belli sul libro delle visite, compilando i questionari, ovviamente i nostri canali social. La mostra è molto apprezzata, Segantini è un pittore che parla veramente dritto al cuore e molti visitatori sono tornati più volte, vengo spesso fermata proprio per dirmi che la mostra è speciale e che sono tornati più volte a visitarla perché lascia loro delle sensazioni veramente importanti. L'ultima cosa riguarda il personale, i volontari, le tante persone che fanno le visite guidate, insomma un supporto fondamentale visto l'afflusso. Sì, abbiamo strutturato un ottimo gruppo di lavoro sia con il personale interno del museo che con il personale a cui sono affidati i compiti di front office, biglietteria, accoglienza e infine tutto il personale che si occupa della didattica, della mediazione culturale, giovani bravissimi, preparatissimi, formati da noi che stanno guidando questi gruppi che vengono da tutta Italia con grande magistero e grande soddisfazione dei visitatori. Una soddisfazione davvero grande, appunto ripetiamo 100.000 visitatori in 4 mesi, qualcuno ha ipotizzato una proroga ma a quanto pare non sarà possibile e dunque con queste immagini, con queste belle notizie ricordiamo fino a domenica, magari mettendosi in coda con un po' di pazienza si riesce a visitare questa mostra. Da Bassano con Andrea Benetti è tutto, a te Filippo. Grazie a Mirko Cavallin in collegamento da Bassano del Grappa. Noi proseguiamo con la cronaca giudiziaria. Prosegue il processo per associazione a delinquere finalizzata a furti, rapine e truffe a carico del clan Brajdic. Siamo al Tribunale di Udine, accusa e difesa hanno scremato la lista di testimoni. 3 uomini del clan hanno intanto ottenuto i domiciliari con braccialetto. Seconda udienza del processo a carico del clan Brajdic, scaturito dalle indagini del pubblico ministero Andrea Gondolo, che diedero il via al maxi blitz interforze di aprile con 6 arresti e 14 denunce con accuse di associazione per delinquere finalizzata a furti, truffe e rapine. Davanti al collegio presieduto dal giudice Carla Missera, accusa e difesa sono arrivate con l'accordo di depositare la documentazione contenuta nel fascicolo del pubblico ministero relativamente allo svolgimento delle indagini, oltre a scremare le liste testimoni. Intanto i 3 uomini del clan, Claudio, considerato il capo, Thomas e Manuel Brajdic, hanno ottenuto la scarcerazione. Potranno trascorrere ai domiciliari con braccialetto elettronico la custodia cautelare. Sono tuttora in carcere in attesa che il braccialetto elettronico venga installato. Il 31 marzo verranno sentiti i testimoni citati dall'accusa, tra cui 2 persone offese, vittime di rapina, e operatori di polizia giudiziaria per gli aspetti relativi ai reati finanziari contestati. Nonostante siano state rimesse molte querele per truffe e furti, rimangono in piedi le altre pesanti accuse a carico degli imputati. Rimane l'associazione per delinquere, 2 ipotesi di rapina impropria, un paio di furti con destrezza che confidiamo di definire nelle more del processo dibattimentale e i reati cosiddetti finanziari, cioè le ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio. In questo giudizio davanti al collegio compaiono in 5 i 3 uomini Brajdic più Caterina Cari e Tatiana Brajdic, mentre la posizione del sesto arrestato nel maxi blitz di aprile, Ales Breznikar, cittadino sloveno, è stata già definita in udienza preliminare con il rito abbreviato e la condanna ad 1 anno e 6 mesi di reclusione. Ora andiamo a Scorzai, in provincia di Venezia, per una raffica di furti. Sono state bersagliate via Mazza e via Treviso, non distanti da Zero Branco. I ladri sono entrati mentre una residente era in casa, manomettendo il sistema d'allarme, rubando oro e contanti.
Io ero in cucina giù e non ho sentito neanche un rumore perché avevo la televisione e hanno fatto anche piano perché non mi hanno spostato proprio niente. Avevano il cercaoro, penso, e l'oro l'hanno rubato tutto. Sono entrati in silenzio, tanto da non farsi sentire da Giulietta, 78 anni, impegnata a guardare la televisione al piano terra della casa di Via Mazza a Scorzè, mentre il marito era uscito in paese a vedere la partita. Erano circa le 10 di sera quando i ladri hanno fatto irruzione, eludendo e manomettendo il sistema di allarme perimetrale della casa. Sono venuto a casa, io l'ho staccato, poi abbiamo fatto 2 parole con moglie, dopo che vado a letto e quando sono andato a letto ho trovato la sorpresa. Arrivati dal campo vicino, i malviventi hanno prima girato le telecamere di videosorveglianza dei vicini, poi scavalcando la rete hanno staccato il lampione per entrare indisturbati dalla porta principale dell'abitazione. Hanno rotto il portone, sono entrati e sono andati solo su zona notte. E là hanno aperto tutte le cassetti e le porte e tutto. Cosa hanno portato via, signora? 3 catenine d'oro, un crocifisso con brillanti e rubini e un paio di orecchini d'oro. Un colpo di pochi minuti, probabilmente messo a segno dopo il blitz in una casa vicina. Sono passati di dietro e dal bagno, primo piano, e sono finestre di nuova generazione, per cui hanno cercato anche di sfondarla, ma da sotto non sono riusciti, hanno sfondato il vetro, per cui lavoro c'è stato tanto. I cani hanno ululato, però il vicinato pensa che sì, sai, non gli hanno dato conto, i cani li hanno chiusi in salotto. Anche in questo caso a Paola sono stati rubati i ricordi di una vita, doni e monili appartenuti alle donne della sua famiglia. Aprono scatolina per scatolina. Comunque vanno a colpo sicuro, sanno dov'è il metallo e trovano il metallo, quindi probabilmente io credo che entrino con metal detector perché anche dove c'erano gli anelli delle tende hanno rabaltato. E la sensazione è bruttissima, veramente brutta, perché qualcuno entra nella tua casa e ti entra nel tuo spazio, e per quello, se mi state ascoltando, sapete che il karma vi perseguiterà. E intanto pensate, proprio a Scorzè i ladri hanno colpito in una bifamiliare proprio mentre i carabinieri stavano facendo i rilievi in altre abitazioni derubate nella via vicina. Siamo usciti a cena e dopo verso l'1 ci hanno avvisato che erano passati i ladri dai vicini, quindi siamo rientrati per controllare e abbiamo visto che erano entrati anche a casa nostra. Sono entrati dalla finestra sul retro, rompendo la sicura dell'oscuro e bucando con un trapano il triplo vetro dei serramenti appena cambiati. Da lì con un arnese hanno fatto leva sulla maniglia, prendendosi il varco per entrare nella bifamiliare di via Treviso, la casa di un ex assessore del comune. I carabinieri erano già presenti perché erano dal vicino, hanno portato via i gioielli e i contanti che erano nei portafogli. Lasciate carte di credito e monete, ma rubate le scarpe da corsa del marito. I malviventi non hanno risparmiato nessun angolo della casa, tanto da riuscire a trasportare un armadietto blindato fino al giardino vicino alla loro via di fuga, aprendolo con un badile. Pensavano di trovare all'interno magari cosa di valore, però alla fine non hanno trovato niente. Hanno evitato accuratamente le telecamere di sorveglianza e quindi non li ha visti nessuno. Entrati probabilmente dal retro delle case, i ladri prima hanno spostato il lampione che illuminava la casa, poi ha girato le telecamere per entrare prima in una, poi nell'altra accanto. Che sensazione vi lascia questo? Il disagio di vedere le tue cose sottosopra che hanno frugato nei tuoi cassetti, insomma, un po' quello. Operazione antidroga dei carabinieri di Montagnana che grazie al fiuto infallibile di Zico hanno sequestrato cocaina e denaro. È stato Zico, il cane antidroga dei carabinieri di Torreglia, a trovare 50.000 euro nascosti nella soffitta di un'abitazione in un sacchetto della spesa. Un'operazione condotta tra Casale di Scodosia e Montagnana e oltre ai soldi, nella casa di un 32enne della Bassa Padovana, i carabinieri hanno trovato 80 grammi di cocaina e tutto l'occorrente per confezionare le dosi.
Un'operazione nata dopo che i militari l'hanno colto in flagrante in piazza Moro, a Casale di Scodosia, mentre vendeva una dose di cocaina a un 36enne della zona, già noto alle forze dell'ordine e pedinato per un po' prima dell'incontro con il 32enne, che è stato quindi arrestato per spaccio e trasferito nel carcere di Rovigo. Dopo l'udienza di convalida è stato disposto l'obbligo di dimora e di presentazione 4 volte alla settimana nella caserma dei Carabinieri di Montagnana. Soldi e droga sono stati sequestrati. Paura ieri sera a Teolo per l'incendio di una canna fumaria. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Momenti di paura ieri sera a Teolo. Erano le 21 quando le fiamme si sono alzate dalla canna fumaria di un'abitazione di via Montemerlo. Immediata la richiesta d'aiuto al 115. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Abano Terme con l'autopompa a serbatoio e l'autoscala. Tutto è stato risolto, l'incendio è domato. Le operazioni di soccorso sono durate circa 2 ore. Ed ora passiamo alla politica. Entra nel vivo la campagna referendaria sulla giustizia. A Treviso si è presentato il Comitato Provinciale Società Civile per il No, che incontrerà anche l'ex giudice Armando Spataro questo pomeriggio all'Istituto Mazzotti. Riteniamo che in questo momento questa riforma vada a colpire degli elementi basilari dell'equilibrio democratico nel Paese. Poco più di un mese al referendum costituzionale sulla giustizia, nella Marca si presenta il Comitato Provinciale Società Civile per il No, con un fitto calendario di appuntamenti per opporsi ai contenuti della riforma Nordio, vale a dire separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente e istituzione della Corte disciplinare. Abbiamo organizzato nel territorio più di 10 gruppi locali con i quali stiamo dando vita ad iniziative di presentazione, quindi di informazione per la cittadinanza su quelli che sono gli argomenti all'ordine del giorno con questo referendum costituzionale, con banchetti, flash mob e volantinaggi per arrivare al numero maggiore di cittadini possibili. L'ex giudice Armando Spataro, l'ex procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati, la scrittrice Benedetta Tobagi, l'ex membro del pool Mani Pulite Pier Camillo Davigo tra gli ospiti attesi nella Marca, quest'ultimo il 14 marzo, se il Guardasigilli accetterà l'invito, chiamato a dialogare proprio con lo stesso Carlo Nordio. L'importanza di votare no è soprattutto per garantire ai cittadini che i loro diritti rimangano invariati, perché sta passando il messaggio scorretto e la narrazione scorretta per le quali questo referendum bisogna votare sì per avere dei tempi di processi molto più corti, oppure un sistema che garantisca maggiore giustizia. In realtà non è così, perché non riguarda né l'andamento processuale, ma riguarda appunto solamente la libertà e la indipendenza del potere della magistratura, e questo deve essere garantito. L'attacco alla magistratura è sempre un attacco poi, no, alle strutture democratiche, è soprattutto un rifiuto di tutti i poteri di controllo, che già si è verificato anche con la Corte dei Conti questo problema, adesso si verifica anche col Consiglio Superiore della Magistratura. Elezioni comunali a Venezia. Il senatore di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon conferma in via definitiva che non sarà lui il candidato sindaco per la coalizione di centrodestra. Salgono quindi le quotazioni di Simone Venturini. A che punto siamo col candidato sindaco di Venezia? Si candida lei o no? Allora, diamo una notizia. Non mi candido. Che stiamo a fare qua? Non si candida? Non mi candido sindaco di Venezia. Quindi questa, se voleva la notizia. Cioè, vediamo. E chi è quindi? Vediamo, adesso credo che. Non sarà un esponente di Fratelli d'Italia o no? Perché sicuramente Fratelli d'Italia indicherà la propria preferenza verso un candidato sindaco, e quindi credo che nel giro di 2 o 3 giorni probabilmente avremo le risposte. Entro la fine della settimana i giochi dovrebbero quindi chiudersi nel centrodestra veneziano, alle prese con la scelta del candidato sindaco da contrapporre ad Andrea Martella. Questa è la tempistica che il meloniano Raffaele Speranzon annuncia a Ring, mettendo allo stesso tempo quella che sembra una pietra tombale sulla sua candidatura. 2 notizie, cui ne segue una terza, ovvero un'apertura evidente sul nome dell'assessore uscente Simone Venturini. È uno dei candidati, è una figura autorevole, ha tanta esperienza amministrativa e sicuramente è una figura degna di grande considerazione da parte nostra, e quindi faremo la nostra valutazione.
Venturini che resta in pole position. Quanto al dilemma Zaia-non Zaia, sindaco di Venezia, la formula è ormai quella di rito. Siamo sicuri che qualsiasi sia la scelta che farà, lo farà sempre con il consueto impegno, determinazione a difesa degli interessi di questo territorio, e quindi siamo sicuri che farà la scelta giusta anche in questa occasione. Restringendo il campo a Fratelli d'Italia, Speranzon sembra escludere anche il rendezvous interno, quello che lo vorrebbe subentrare al coordinatore Luca De Carlo dopo il risultato delle regionali. Il coordinatore del partito è Luca De Carlo, ha svolto benissimo le sue funzioni in questi 6 anni. Ricordo che sono ormai 6 anni in cui il Veneto vede la figura di De Carlo come coordinatore, e sono stati 6 anni costellati da grandissimi successi elettorali. Le ultime elezioni regionali hanno portato a un risultato il migliore possibile date le condizioni. Le partite però si sommano. Nelle prossime ore è attesa l'approvazione in Consiglio dei Ministri della prima intesa sull'autonomia sulle 4 materie non LEP. Giornata storica, aveva detto Alberto Stefani, ma lui si rivolge allo speaker dell'opposizione Giovanni Manildo. Stefani chiarisca se ci sono risorse vere o se è l'ennesimo giro a vuoto. E tra poco più di un mese decine di comuni tra Padova e Rovigo, oltre che per il referendum sulla giustizia, andranno al voto anche per le elezioni suppletive alla Camera. Ci sono da sostituire Alberto Stefani e Massimo Bitonci. Si va delineando il quadro dei candidati alle prossime elezioni suppletive del 22 e 23 marzo. Ci sono 2 posti alla Camera dei Deputati da riempire tra Padova e Rovigo, dopo le dimissioni di Alberto Stefani e Massimo Bitonci, diventati rispettivamente presidente e assessore della Regione Veneto. Non è stata una scelta semplice quella di candidati, a causa delle tensioni interne, soprattutto nel centrodestra. Nella Lega è stato difficile trovare l'accordo sui nomi, ora ufficiali ad un mese dalla votazione, che coinciderà con il referendum sulla giustizia. Il centrodestra compatto sosterrà le candidature di Giulio Centenaro nel collegio padovano, che riguarda 41 comuni, e di Alberto Di Rubba a Rovigo. Il centrosinistra invece punta su Antonino Stivanello, ex sindaco di Vigonza, e Giacomo Bovolenta, presidente provinciale di Italia Viva a Rovigo, mentre il Popolo della Famiglia presenta un proprio candidato, ovvero Mario Adinolfi a Padova. Sempre a Padova anche Andrea Pacagnella per il Movimento Ora, e a Rovigo Giuseppe Padoan per Italia Resiste Libera. I nomi del centrodestra sono stati decisi da un direttivo della Lega in 2 seggi che alle politiche del 2022 avevano visto la vittoria netta di Stefani e Bitonci. A Treviso invece fondi sbloccati per il Park Foscolo, per la tribuna dello Stadio Monigo e per 2 nuovi assistenti sociali, l'annuncio del sindaco Mario Conte. Grande attenzione nei confronti delle persone più in difficoltà, grande attenzione nei confronti del mondo dello sport e grande attenzione sul tema dei parcheggi. Si potrebbero sintetizzare così i 3 ambiti in cui Casugana interverrà grazie ai fondi sbloccati. Questo attraverso una variazione al bilancio 2026-2028 con applicazione di avanzo vincolato su proposta dell'assessore alle risorse finanziarie Cristian Schiavon. Il primo riguarda il parcheggio multipiano di via Ugo Foscolo. Un multipiano che consentirà alla città di aumentare di 300 posti gratuiti la disponibilità di aree sosta, in particolare pensando a quelli che sono i dipendenti e i lavoratori della nostra città, quindi più 300 posti auto in zona stadio Tenni. Il secondo ambito riguarda lo sport. La variazione di bilancio permette di dare copertura finanziaria agli interventi connessi alla realizzazione della nuova tribuna dello Stadio Monigo in collaborazione con Benetton Rugby. Si faranno carico di gran parte dell'intervento, noi ci occuperemo delle questioni legate all'anello antincendio, usufruendo anche di un fondo proveniente dalla Regione Veneto. Ultimo intervento, ma considerato dal sindaco quello prioritario, legato al mondo del sociale. L'integrazione di 2 assistenti sociali per occuparci di quella fascia di popolazione che vive delle maggiori difficoltà rispetto ad altri. Ed ora parliamo dell'impatto della riforma fiscale del terzo settore sulle pro-loco. Il consigliere regionale dell'UDC Eric Pasqualone ha presentato una mozione urgente alla Giunta Stefani.
Non enti commerciali, ma associazioni di promozione sociale che reinvestono nel territorio tutte le loro risorse. È un equivoco di fondo quello che sottende al nuovo regime fiscale per il terzo settore entrato in vigore il 1° gennaio. Lo mette in evidenza il consigliere regionale UDC Eric Pasqualon, che ha presentato una mozione urgente alla giunta regionale. Non sono imprese, ma sono associazioni di volontariato. Le nuove regole fiscali rischiano di trattare le pro loco come delle attività commerciali, mettendo a rischio oltre 50.000 volontari e manifestazioni storiche. Chiediamo quindi al governo di rivedere le norme. Difendere le pro loco significa difendere l'identità delle nostre comunità. Non si tratta di multinazionali della ristorazione, puntualizza Eric Pasqualon. Il rischio è che il mondo del volontariato, modello di coesione per il Veneto e anima delle pro loco, venga soffocato dalla burocrazia e da una classificazione fiscale pesante. Resta alta la tensione politica a Nove, dove è caduta l'amministrazione comunale di Luca Rebellato, e continuano gli scambi reciproci di accuse. Lo scossone nel Consiglio Comunale di Nove, il secondo in meno di 4 anni, riporterà i cittadini al voto già verso la fine di maggio. Il clima tra le parti è teso, a cominciare dalla fetta di maggioranza che ha lasciato il Consiglio. L'accusa all'ex sindaco è di assenza di coinvolgimento nelle scelte amministrative. Questo purtroppo non condivisione degli obiettivi ha fatto sì che col tempo naturalmente le cose si incrinassero. Abbiamo più volte chiesto all'ex sindaco di poter discutere di queste cose, abbiamo chiesto un cambiamento nel modo di amministrare, però questi cambiamenti non sono mai stati eseguiti. Più scontata la posizione della minoranza. Non siamo mai stati convocati alla conferenza dei capigruppo, poi non è mai stata convocata la commissione urbanistica, commissione importantissima, se non una volta sola su nostra richiesta. C'è da guardare anche la situazione dal punto di vista delle opere, non si è mosso più di tanto. Messi insieme tutti questi elementi credo che ne esce un'immagine abbastanza deludente. L'ex primo cittadino avvistato nei pressi del municipio evita, ricambiato, di incrociare parole e sguardi con i consiglieri dimissionari. La sua amarezza è palpabile, anche se il commissariamento sarà solo di qualche settimana. Abbiamo 2 milioni di opere che verranno palesemente bloccati. Dopo aver perso il PNRR nel 22 a seguito del precedente commissariamento, dove il Comune di Nove non ha percepito un euro di quei fondi pubblici, abbiamo rincorso per anni fondi regionali e fondi provinciali. Siamo riusciti a portare a casa più di 2 milioni di euro di opere che verranno eseguite nel corso di quest'anno e avevamo una progettualità importante per fare del bene al Paese. E continuano le schermaglie tra minoranza e maggioranza in Consiglio Comunale a Rossano Veneto, perché Piazza Duomo di Rossano è ancora lontana dal taglio del nastro. L'incompiuta, ormai in tanti la chiamano così, rimane al centro del dibattito a Rossano Veneto. Tra le rispettive prese di posizione in Consiglio Comunale, la delusione di tanti cittadini e le esigenze dei commercianti. Dai banchi della minoranza è partita una mozione per sollecitare i ristori ai negozianti di Piazza Duomo. Fino a 2 anni fa la piazza era assolutamente nei tempi con un lievissimo ritardo. Quindi abbiamo fatto questa mozione per mettere la maggioranza di fronte alle proprie responsabilità. Sono arrivati gli emendamenti da parte dell'amministrazione, che ha proposto l'istituzione di una commissione per individuare i responsabili dei ritardi. Ben venga. Io ne sono assolutamente felice, anche perché il gruppo Martini è tranquillo di tutto quello che è stato fatto fino al 2023 e anche delle proposte e di quello che noi abbiamo suggerito all'amministrazione quando siamo stati messi in opposizione. Quindi abbiamo accettato gli emendamenti ed è stata votata l'unanimità. Il cantiere intanto vedrà dopo il Natale anche un'altra settimana santa, ma con una risurrezione che non sembra proprio dietro l'angolo. Quello che a noi importa, a noi di opposizione, di minoranza importa, è che innanzitutto riprendano i lavori che sono fermi da 1 anno e mezzo assolutamente, ma poi che ci siano anche delle attenzioni nei confronti di chi da questi ritardi ha avuto sicuramente dei grandi disagi.
E ora ci spostiamo a Feltre perché è ripreso il presidio permanente delle lavoratrici e dei lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento Idro. I lavoratori vogliono impedire l'uscita delle matrici che l'azienda intende trasferire verso altri siti produttivi. Idro, i lavoratori vogliono impedire l'uscita delle matrici che l'azienda intende trasferire verso altri siti produttivi. Dopo l'incontro di ieri purtroppo non sono arrivate le risposte che lavoratrici e lavoratori chiedono all'azienda. Nessuna certezza sui tempi di riattivazione degli impianti a seguito degli incendi che hanno colpito lo stabilimento nelle scorse settimane e non c'è nessuna garanzia concreta sul futuro produttivo del sito. Abbiamo deciso insieme a loro di riprendere il presidio di impedire l'uscita delle matrici dallo stabilimento di Feltre. Cioè, volete impedirlo fisicamente che escano? Certo, da quello che ci risulta stanno predisponendo un camion per spedire ulteriori matrici dopo averne spedito uno la settimana scorsa. Se il camion si presenterà in cancelli, noi fisicamente impediremo l'uscita del camion. Anche il sindaco di Feltre, Viviana Fusaro, ha commentato la situazione con queste parole. Quello che sta accadendo dentro lo stabilimento Idro in queste ore è sconcertante. Anche nell'assemblea di ieri con i lavoratori l'azienda ha dimostrato una totale chiusura sia rispetto alla riattivazione della centralina andata a fuoco, sia rispetto alle richieste legittime dei lavoratori sulla cassa integrazione. È un atteggiamento ingiustificato da parte di una multinazionale che sta dimostrando di non avere scrupoli. E invece è stato raggiunto durante il vertice dalla prefettura di Vicenza l'accordo tra sindacati e Ulsotto, per cui lo stato di agitazione è stato sospeso. Noi abbiamo sospeso intanto lo stato di agitazione fino al 4 marzo, che è il prossimo incontro con l'amministrazione. Il faccia a faccia tra i vertici dell'Ulsotto e i sindacati della sanità vicentina, alla presenza del prefetto, ha portato a un risultato concreto immediato. Pur fermi nelle rispettive posizioni, si è arrivati all'accordo: sospensione dello stato di agitazione fino al 4 marzo, data del prossimo vertice, entro il quale l'azienda sanitaria si è impegnata a prendere in considerazione le richieste dei lavoratori. La principale è riorganizzare il pronto soccorso. La riorganizzazione dell'urgenza extraospedaliera nella zona ovest, e quindi ci aspettiamo una riorganizzazione da parte dell'azienda che a parole si è detta disponibile e non so se passerà la palla alla prossima amministrazione. Il confronto è stato costruttivo, ha portato, come solitamente succede, ad affrontare le varie problematiche, ma in un'ottica costruttiva. Tra i motivi principali dell'agitazione lo stato di criticità del pronto soccorso berico, con carichi di lavoro insostenibili e i sempre maggiori ricorsi a medici e infermieri delle cooperative, specie per il soccorso in strada. Per parte dell'azienda la disponibilità e la sensibilità ad affrontare un problema che non dipende solo dall'azienda, quello che è la carenza cronica di medici in area del pronto soccorso, sia stata affrontata nel modo più approfondito e sensibile e consapevole possibile, con le norme e con le risorse messe a disposizione. Ora i lavoratori si attendono segnali concreti dall'ULSS. Purtroppo l'azienda non ci aveva mai dato risposte concrete e le dinamiche continuavano a succedersi e siamo arrivati a questo punto. Ci hanno ascoltato, abbiamo portato le segnalazioni, abbiamo portato delle proposte concrete e abbiamo chiesto al prefetto che in tempi brevissimi l'azienda ci dia dei segnali. Ed ora parliamo dell'emergenza case, di un nuovo piano per l'abitare. Ci colleghiamo in diretta con Casugana, sede del Comune di Treviso, dove c'è per noi Cristian Arboit assieme all'assessore Andrea De Checchi, l'assessore all'urbanistica. Buongiorno Cristian. Buongiorno a te Filippo, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Hai detto bene, parliamo di un piano per l'abitare, per far fronte all'emergenza casa che ormai coinvolge tutti i capoluoghi del Veneto. Treviso chiaramente non fa
eccezione. Questa mattina la presentazione ufficiale qui a Cassugana, l'assessore Andrea De Checchi è reduce da questa presentazione. Parliamo di un piano strategico che utilizza la leva fiscale, in particolare va a graduare la logica degli oneri di urbanizzazione. È un meccanismo abbastanza complesso, ma poi vi faremo un esempio concreto e chiarificatore. Vi dico già che non stiamo parlando né di edilizia popolare né di edilizia convenzionata, stiamo parlando di un terzo genere, possiamo definirlo così, assessore De Checchi. Diciamo che abbiamo cercato con questo progetto di rispondere a un'esigenza, e l'esigenza che in questi anni ci è stata rappresentata in maniera molto molto marcata è riuscire a trovare un sistema per riattirare o mantenere il ceto medio in capoluogo, cioè dare una risposta all'abitazione non in termini di emergenza abitativa, quindi di graduatorie, quindi di ERP, ovvero di non concentrarsi sempre su un'edilizia completamente libera che ha evidentemente dei costi non sempre alla portata di tutti, ma immaginare un progetto che potesse mettere sul mercato delle abitazioni a un valore calmierato, sia alla vendita, alla locazione, destinate al ceto medio. Questo è il target al quale vi riferite. Due di fatto sono i target, i privati, e poi invece c'è la costituzione di un fondo. Ci vuole spiegare questi due meccanismi? Allora, il pacchetto Abitare Treviso ha una serie di operazioni che possono essere compiute al suo interno. Alcune sono destinate al mondo del privato puro, cioè il privato con varie forme giuridiche che si avvicina a questo progetto può realizzare degli appartamenti, delle case, beneficiando di sgravi fiscali e agevolazioni urbanistiche, sia in termini volumetrici che di destinazione, purché accetti di immettere sul mercato quelle abitazioni che vengono realizzate attraverso questi benefici a un valore calmierato, sia alla vendita che alla locazione. Questo significa che quel cosiddetto sacrificio che il Comune di Treviso farà nel rinunciare a una propria parte di denaro da un'operazione immobiliare lo rimmette nel mercato in termini di sconto a chi realizza l'operazione, perché poi ne usufruisca l'utente finale, e quindi mettere sul mercato una serie di abitazioni che siano a un prezzo più basso rispetto a quello di mercato per la locazione e per la vendita. In termini percentuali di quanto parliamo? Abbiamo stimato che questo tipo di intervento potrebbe ridurre dal 10 al 20% quello che è il costo medio di un'abitazione. Questo per interventi di natura privatistica. Accanto a questo invece abbiamo immaginato, avrà una tempistica, una gestazione un po' più lunga perché è un'operazione un po' più complessa, la creazione di un fondo abitare, quindi un fondo Abitare Treviso, in cui potremmo conferire degli immobili non più utilizzati dal pubblico, e come pubblico non intendo solo il Comune di Treviso ma anche altri enti pubblici che hanno immobili in Comune di Treviso potrebbero partecipare a questa operazione. Conferendo noi gli immobili nel fondo, il fondo troverà le risorse finanziarie per ristrutturare o realizzare questi appartamenti, che poi potranno essere messi sul mercato anch'essi a un valore calmierato, sia alla vendita che alla locazione. Naturalmente qui la percentuale di vantaggio potrebbe essere più ampia, perché il bene che viene lavorato è un bene di natura pubblica e quindi oltre agli sgravi fiscali di cui si parlava prima vi è anche un'incidenza diretta del bene che diversamente dovrebbe essere pagato. In questo caso il bene non viene pagato perché viene conferito. Ma forse con un esempio... alle sue spalle c'è una proiezione. Esatto. Ci spieghi. Allora, immaginando che un bene del Comune di Treviso possa dar vita a 100 appartamenti, questo bene all'interno di questo fondo, attraendo investimenti per circa 20 milioni, naturalmente gli investitori che parteciperanno a questo tipo di operazione sono investitori
che non hanno natura speculativa, nel senso investitori che hanno nella propria mission l'housing sociale, quindi che si attendono una redditività molto più bassa rispetto a operazioni di mercato classiche. Quindi investitori istituzionali, private equity. Forse private equity no, direi più Cassa Depositi e Prestiti, fondazioni bancarie, e quindi devo dire, con un'ipotesi di un investimento di 20 milioni più comprensivo del bene del comune, si potrebbero realizzare 100 appartamenti che finirebbero sul mercato con a un canone di locazione di 800 euro al mese e a un prezzo di vendita di circa 2.200 euro al metro quadro. L'appartamento modello è un appartamento di circa 100 metri quadri. Il fondo durerebbe 20 anni. All'esito del fondo la redditività per coloro che ci hanno investito verrà garantita a circa il 4,5% e avremo di questi 100 appartamenti 150 appartamenti da vendersi e 50 appartamenti che resteranno in locazione. All'esito di 20 anni poi i soggetti che l'hanno acquistato o l'hanno locato potranno evidentemente fare quello che riterranno. Il concetto fondamentale è che mettendo noi dei beni e attraendo una finanza che non necessita di grandi ritorni in termini economico-finanziari, potremmo mettere sul mercato degli immobili, delle case, delle abitazioni a un prezzo agevolato. Naturalmente l'esempio di cui parliamo in questo momento è un mero esempio schematico, quindi poi nella realtà questi numeri potrebbero variare, non di molto, ma potrebbero variare in base alla zona, al valore del bene che viene conferito, ai tassi di interesse. Quindi devo dire, è una stima. Diciamo che con l'operazione privatistica immaginiamo di poter mettere sul mercato delle abitazioni con una riduzione rispetto ai prezzi del mercato che vanno dal 10 al 20%, all'interno invece del fondo le riduzioni potrebbero arrivare tra il 20 e il 30%. Infatti, ultimissima battuta, qui il canone di locazione 800 euro al mese, il prezzo di vendita 2.200 euro al metro quadro, nella realtà a quanto siamo? E anche qui dipende naturalmente molto dalle zone, diciamo alcune zone sono vicine al doppio di questi numeri, altre zone hanno quel 30-40% in più rispetto a questi valori. Grazie Assessore De Checchi, avete capito, questo è un piano chiaramente ambizioso, strategico, l'obiettivo è quello di calmierare i prezzi in un momento caldo, molto caldo sul fronte abitativo. Il target è quello del ceto medio, non abbiamo parlato di edilizia popolare o di edilizia convenzionata, ma appunto di un nuovo strumento che prenderà appunto le mosse. Da qui a breve ci sarà un passaggio in Consiglio Comunale e poi l'operatività entro 6 mesi. Questa è la tabella di marcia. Da Casugana è tutto, con Nicoletta Rizzetto, ringraziando ancora l'assessore De Checchi, vi restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto. Noi ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Parliamo del caso Beatrice Venezzi, delle polemiche che ha suscitato la sua nomina a direttrice musicale del Teatro La Fenice per la prossima stagione. Nel dibattito, che come sapete è molto vivace, ha preso parte anche per noi l'ex sindaco di Venezia Paolo Costa, che con alcune scelte coraggiose tra il 2000 e il 2003 contribuì in modo determinante alla ricostruzione del teatro. Il 14 dicembre 2003 il teatro ritorna ai veneziani e al mondo. Da quel momento l'orchestra, il coro, le maestranze della Fenice rianimano il teatro e lo riportano su quel circuito mondiale di eccellenza dei teatri d'opera. È un grande richiamo all'unità a quello che pronuncia Paolo Costa, ex sindaco di Venezia dal 2000 al 2005, il grande artefice della ricostruzione del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Appena ricordato il trentenario dell'incendio, le fiamme di oggi si chiamano dissidi e contrasti interni. Da attirare l'interesse e la collaborazione dei più grandi direttori d'orchestra di tutto il mondo. Un circuito virtuoso, una grande orchestra che tira grandi direttori che fanno grande orchestra. Un circuito che dobbiamo continuare a mantenere
da adesso in avanti. Alcune scelte operative dell'allora sindaco Costa, insieme al suo braccio destro Marco Corsini, furono determinanti per garantire un futuro al teatro dopo le fiamme. La ricostruzione del teatro, che è stata contrassegnata da due altri momenti non altrettanto drammatici, ma sicuramente pericolosi. Il giorno in cui nel 97 un cavillo giuridico estromette l'impresa Impregilo dalla ricostruzione che aveva già ricominciato sulla base del progetto di Gaia Aulenti e affida la ricostruzione alla imprese Holzmann tedesca e Romagnoli italiana. Purtroppo queste si rivelarono incapaci di portare avanti il progetto. La soppressione dell'unità operativa semplice di diabetologia del San Bassiano accende la protesta dell'Associazione Diabetici di Bassano, Marostica e Asiago. La soppressione dell'unità operativa semplice di diabetologia del San Bassiano con la riorganizzazione del servizio fa sempre discutere. La delibera dell'ULSS 7 Pedemontana è dello scorso maggio, ma è diventata di dominio pubblico pochi giorni fa, suscitando vibrate reazioni nel mondo del volontariato e della politica, locale e regionale. In prima fila c'è l'Associazione Diabetici del comprensorio di Bassano, Marostica e Asiago. Conta 700 iscritti e un bacino di 7.000 pazienti censiti. Il presidente Dino Secco parla chiaro. Cos'è che chiediamo noi? Vogliamo solo ritornare ad essere quello che eravamo, che ci sia un'unità operativa semplice, dipartimentale. Perché dipartimentale? Perché così abbiamo anche un minimo di capacità di fare delle scelte organizzative sul personale, sui mezzi e sui locali. Questo chiede l'associazione, perché il servizio a suo dire è peggiorato. Il servizio si è degradato prima che venisse presa questa deliberazione, aveva cominciato già a peggiorare il servizio quando il responsabile del servizio che c'era è andato via perché ha vinto concorso in un'altra parte, per cui praticamente da quel momento lì non è stato più sostituito il responsabile. Ma quali sono le modifiche sostanziali del servizio? I medici, che erano 5 con il responsabile, poi sono passati a 4 con una dottoressa che adesso andrà via. Gli infermieri sono rimasti sempre 6, però adesso, mentre prima facevano solamente diabetologia, adesso fanno anche servizio di segreteria per quella trentina di ambulatori che sono stati aperti negli spazi dove c'era la diabetologia. Insomma, Secco, a nome degli associati, chiede che l'ULSS 7 revochi quella famosa deliberazione che è stata presa senza che nessuno sapesse niente. E a proposito di diritto alla salute, all'ambulatorio Emergency di Mestre sono state accolte circa 2.000 persone nel 2025 e dopo una battaglia legale da dicembre ai bambini comunitari è riconosciuta l'iscrizione obbligatoria e gratuita al pediatra di libera scelta e al sistema sanitario nazionale. Nel 2025 abbiamo assistito circa 1.600 persone con più di 10.000 prestazioni erogate. Sono oltre 60 i volontari che operano all'ambulatorio Emergency di via Giovanni Battista Varè di Marghera e che lo scorso anno ha accolto circa 2.000 persone. Emergency da tempo si batteva per iscrivere i minori comunitari al Servizio Sanitario Nazionale in Veneto. A seguito di una lunga battaglia legale, questo da dicembre 2025 è possibile. La sentenza ha obbligato la Regione e l'ULSS di riconoscere l'iscrizione obbligatoria e gratuita al pediatra di libera scelta per tutti i bambini. Ostacoli burocratici che possono compromettere o disincentivare l'accesso alle cure. Quello che cerchiamo di fare qui è capire il problema della persona, dove il suo percorso si è inceppato e cercarla di supportarla nel superamento di questi ostacoli.
Nella sede di Marghera ci sono ambulatori di medicina generale, un ambulatorio infermieristico, pediatrico e un punto di ascolto psicologico, uno sportello sociale con un assistente sociale, coordinati tutti da operatori esperti rispetto alla normativa vigente e i servizi del territorio per orientare i pazienti. Tutto questo supportato da dei mediatori linguistico-culturali. Le persone vengono qui principalmente perché hanno un problema di salute, ma poi emerge che dietro questo problema di salute ci sono tutta una serie di fattori che lo vanno a creare, a condizionare, fattori che hanno a che fare con l'alloggio, il posto dove si riesce a dormire, che hanno a che fare con il lavoro, la precarietà, anche la solitudine, per esempio non avere reti sociali intorno, sono tutte cose che vanno a impattare sulla salute. Solo lavorando su tutti questi aspetti si può fare poi un percorso di cura efficace. E ora parliamo di Olimpiadi. Il pattinatore vicentino Davide Ghiotto ieri sera ha conquistato l'oro con gli azzurri nell'inseguimento a squadre. Residente a Zovencedo, nella frazione di San Gottardo, ieri sera è esplosa la festa in paese quando l'Italia ha tagliato il traguardo. Siamo andati a vedere i preparativi per il suo ritorno. Sul posto per noi c'erano Daniele Garbin e Simone Squarcina. La festa a San Gottardo di Zovencedo continua da ieri sera, da quando Davide Ghiotto ha conquistato l'oro nell'inseguimento a squadra. Con me Stefania Marchesini, il sindaco, che non ha smesso di festeggiare, abbiamo capito da ieri. Com'è andata? Sì, una bellissima festa, iniziata ieri pomeriggio, abbiamo assistito tutti assieme alla gara di Davide e dei suoi compagni, una soddisfazione enorme, credo non solo per lui, chiaramente per tutta la sua famiglia, tutti coloro che l'hanno sostenuto in questa spedizione olimpica, ma anche la comunità di Zovencedo. Tanti sono venuti qui oggi a festeggiare assieme perché credo che insomma rimanga comunque un momento storico da ricordare. Non ha fatto penare, abbiamo visto una gara sofferta. Che cos'era? L'America sembrava essere più avanti e poi invece? Poi sapevamo che gli ultimi giri erano quelli più decisivi e infatti si è visto il cambio di passo dei nostri campioni e da lì poi insomma veramente uno stacco importante che ha dato proprio una vittoria che rimarrà sicuramente nel ricordo di tutto il paese, ma soprattutto credo anche dell'Italia completa. Abbiamo saputo che ci sono stati anche fuochi artificiali dopo, cosa è successo? Sì, ieri sera poi abbiamo voluto ritornare qui su questo bellissimo angolo che abbiamo voluto dedicare a Davide Ghiotto e assieme a tanti concittadini una foto ricordo, le emozioni della serata e poi come conclusione i fuochi d'artificio proprio per festeggiare questo olimpico, questo veramente grande campione, quindi ancora tanti complimenti a Davide Ghiotto. Ecco, abbiamo visto qui che avete sistemato anche i cerchi olimpici, le mascotte, insomma vi state preparando al suo ritorno, avete in mente anche una festa per accoglierlo? Sì, ecco, io ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione di questo angolo che abbiamo voluto dedicare proprio a Davide per sostenerlo in questa spedizione olimpica. Adesso lo aspetteremo a casa, vivremo qui ancora la festa con lui, con chiaramente tutti coloro che vorranno partecipare, stringere la mano a questo grande campione. Noi siamo veramente tanto contenti che Davide abbia deciso di continuare la sua vita qui sul territorio di Zovencedo, questa piccola comunità nella frazione di San Gottardo. Tanti sono i cittadini che veramente lo aspetteranno a braccia aperte. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Ben ritrovati con Focus TG, sempre in diretta una centrale idroelettrica per sfruttare le acque del Vajont. Il progetto il 12 dicembre è stato depositato alla Regione Friuli Venezia Giulia per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA. Allora, la politica in questo non deve e non può fare assolutamente nulla perché intervenire in un iter amministrativo è un reato. Torna la paura nel Vajont, appresa la notizia di una possibile costruzione di una centrale elettrica all'interno del torrente omonimo vicino al Monte Toc. Prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica che sfrutterebbe le portate già in transito nella galleria di scarico del lago del residuo C, il bacino formatosi dopo la frana del 1963. L'acqua verrebbe intercettata poco prima dello sbocco della galleria, convogliata attraverso una condotta posta in un pozzo verticale e utilizzata per alimentare
alimentare turbine installate in una centrale realizzata in caverna alla base della forra del Vajont. Dopo la produzione di energia, l'acqua verrebbe restituita al torrente senza creare tratti in secca. L'iniziativa è erede di un progetto del 1996 mai realizzato, anche per le forti resistenze incontrate dalla comunità locale colpita dalla tragica onda assassina provocata dalla frana del Monte Toc alle 22:39 del 9 ottobre del 1963, che cancellò in meno di 5 minuti Erto, Casso e Longarone. Mi dicono che sia tutta interna alla roccia, quindi non si vede, quindi impatto paesaggistico zero. Dovrebbe avere, da quello che dicono, un beneficio dal punto di vista del risparmio energetico, in quanto è una energia pulita, l'idroelettrica. L'accordo va fatto anche e soprattutto con il Veneto in questo caso, e quindi mi risulta che anche il sindaco di Erto e Casso sia d'accordo. Non mi pare altrettanto quello di Longarone, però ripeto, noi non andiamo nella politica a fare il giudice e non può, ripeto, se un sindaco, un assessore regionale, un presidente interviene con gli uffici, è un reato gravissimo. E adesso ci colleghiamo con Venezia, dove c'è per noi Ilaria Marchiori, perché da quando è cominciato il nuovo anno, il 2026, c'è stato un numero di sollevamenti del Mose record. No, Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno anche a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, è un sollevamento anche questa mattina per un totale di 27 volte da inizio anno. Tra l'altro c'è stata anche qualche polemica per quanto riguarda il sollevamento avvenuto nella giornata di ieri, ovvero martedì 17 febbraio, ultimo giorno di Carnevale, in cui sappiamo bene la piazza essere stata piena di turisti proprio in occasione dell'ultima giornata per festeggiare il Carnevale in città, e alcune di queste polemiche hanno sostenuto che il Mose fosse stato alzato per un sollevamento che in realtà per un picco di marea che in realtà era più basso del solito, ovvero 84 centimetri del picco di marea misurato in mare, 83 poi invece quelli raggiunti in laguna Punta della Salute dopo la chiusura delle dighe gialle alla bocca di porto del Lido, un'attivazione in realtà parziale del Mose con il risultato di 1 centimetro di differenza per un costo stimato intorno ai 50.000 euro, però comunque si era deciso di sollevarlo. Questo appunto era quella era la 26esima, invece quella di questa mattina la 27esima volta. In questo momento in realtà ci troviamo nella sede dell'autorità portuale a Venezia, in corso una conferenza per illustrare varie questioni inerenti proprio all'autorità. La prima, la più importante, è quella che è stato firmato il decreto di piena attività dell'autorità per la laguna, un momento che si aspettava in realtà da tempo e che ora è in registrazione alla Corte dei Conti, quindi tempi tecnici, dopodiché l'attività dell'autorità per la laguna sarà piena. E tra l'altro è la prima volta in Italia, ci diceva proprio poco fa il presidente Roberto Rossetto. Inevitabile parlare ovviamente anche del Mose, oltre al sollevamento delle barriere da inizio anno, che ricordiamo è arrivato alla 27esima volta, è quello ha annunciato che l'obiettivo è di arrivare al collaudo finale dell'opera entro il 30 giugno 2026, dunque tra pochi mesi, più poi quelli che saranno i tempi tecnici e burocratici, circa 90 giorni, quindi da settembre 2026 l'autorità dovrebbe acquisire la società in house. Insomma, questa è un'importante notizia, oltre a quella del decreto di piena attività dell'autorità per la laguna, che fondamentalmente cosa significa? Significa che questo decreto formalizza, ci diceva proprio poco fa il Presidente, in parole povere, l'esistenza dell'ente, quindi la piena operatività grazie all'autorità per la laguna. Quindi molto importante, una notizia che si stava aspettando da tempo e che è finalmente arrivata. Mancano solamente appunto i tempi tecnici. Questo è in sintesi quanto sta avvenendo in questo momento. Se non ci sono domande io restituisco la linea allo studio.
Non ci sono domande, grazie Ilaria, sei stata chiarissima e grazie a te per questo aggiornamento da Venezia. Noi invece ci spostiamo dall'autorità portuale all'aeroporto, l'aeroporto di Treviso, perché è stata presentata al Canova una carrozzina elettrica per passeggeri a ridotta mobilità, una carrozzina che è in grado di muoversi autonomamente evitando gli ostacoli in totale sicurezza. Telecamere e sensori per attraversare velocemente, senza intoppi, una serie di aree appositamente premappate all'interno dell'aeroporto di Treviso. È il progetto Rapido, un veicolo elettrico a guida autonoma per l'assistenza a passeggeri con ridotta mobilità al Canova. Finora il compito era svolto da personale regolarmente formato e pronto ad intervenire ogni volta fosse stata richiesta questo tipo di assistenza, cioè piuttosto spesso. Su più di 3 milioni di passeggeri nel 2025, 15.000 e più assistenze fatte, di cui potenzialmente un 25% potrebbe fruire di questo tipo di servizio. Questo tipo di progetto ricade anche negli obiettivi o in parte degli obiettivi 2030 dell'Unione Europea, che puntano a migliorare il servizio delle infrastrutture. Dalla vecchia carrozzina spinta a mano da un addetto all'assistenza a questo veicolo in grado di muoversi da solo e di autolocalizzarsi, cioè di sapere in ogni istante esattamente dov'è, il salto è vertiginoso ed è stato reso possibile dai finanziamenti di un progetto Interreg Italia-Austria. Il veicolo si muove in autonomia all'interno dell'aeroporto e dialoga costantemente con quello che è il software di gestione dell'aeroporto stesso, quindi è continuamente aggiornato. Ma se io ad esempio monto su questo aggeggio e poi voglio andare al bar o ai servizi, con chi parlo? Con il veicolo, perché il veicolo ha un'interfaccia grafica che permette di selezionare quelli che sono dei passaggi alternativi, che possono essere bar, ristoranti e servizi, e in più è costantemente collegato con una centrale operativa e quindi dialoga con un operatore nel caso di particolari necessità. Il robot per l'assistenza a passeggeri con ridotta mobilità deve per ora affrontare un passaggio determinante e conclusivo, la validazione tecnica e funzionale del prototipo di veicolo elettrico, prevista entro marzo. Un racconto per suoni e immagini dell'artigianato in Veneto, si intitola The Sound of Artisans ed è un film documentario presentato a Cortina d'Ampezzo per promuovere il settore a livello internazionale. Si intitola The Sound of Artisans, il suono degli artigiani, il film documentario presentato in prima assoluta a Cortina d'Ampezzo in occasione delle Olimpiadi invernali. E visto il contesto internazionale, il racconto si svolge attraverso 2 linguaggi universali, le immagini naturalmente e, come recita il titolo del progetto, i suoni. In questo modo abbiamo immaginato che chi vede e chi ascolta, e quindi il suono come voce internazionale, in questo modo ci immaginiamo che le persone entrino in un'immersione nella bottega dell'artigiano e facciano con lui questo percorso di creazione, di progettualità. Se ci fosse stata la possibilità anche di aggiungere gli odori, avremmo anche aggiunto quelli, perché la narrazione è fatta da immagini e da suono, intendo diegetico, molte volte diventa anche più forte del racconto parlato di una persona che appunto rilascia la testimonianza sulla propria attività. Il suono degli artigiani si compone di 7 capitoli per un viaggio alla scoperta di mestieri tradizionali lungo 7 territori simbolo della regione, tante quante sono le province del Veneto. Abbiamo pensato di realizzare questo prodotto per le Olimpiadi e quindi alzare l'asticella e raccontarci in un modo nuovo, se non adesso quando. C'è anche stata l'occasione di raccontarci ad un pubblico internazionale e quindi da qui viene l'idea di raccontarci attraverso i suoni, i rumori, le immagini evocative che portano all'interno della bottega, dell'artigianato, ma anche all'interno di un territorio. Il sottotitolo del progetto è I 7 segreti dell'eccellenza veneta, perché c'è qualcosa di prezioso in queste professioni anche dal punto di vista storico e culturale, qualcosa che in alcuni casi viene da molto lontano. Questi tipi di documenti diventano come il vino, no? Più invecchia più diventa buono. In questo caso ancora di più, perché ci racconta di un mondo che effettivamente, se non stiamo attenti, potrebbe andare perso. L'intelligenza artificiale è molto comoda per alcune cose, però poi ha dei risvolti assolutamente negativi sotto molti aspetti.
È stato definito l'artista dei mondi impossibili. Apre a Padova la mostra su Escher, conosciuto in tutto il mondo per rappresentazioni grafiche che si possono trovare sulle piastre delle cucine, su scatole da regalo, francobolli, copertine di dischi, comprese quelle dei Pink Floyd. Artista, matematico, fisico, intellettuale. Escher è famoso in tutto il mondo per le sue opere, esplorazioni dell'infinito, costruzioni impossibili, punti di vista alternativi e geniali. E Padova, al centro San Gaetano, ospita fino al 19 luglio la mostra più importante mai realizzata sull'artista olandese. Il catalogo parte da Padova. C'è un affondo sul Giotto, la cappella degli Scrovegni, dove, andatela a vedere, c'è la presentazione di Maria al Tempio ed è un oggetto impossibile, perché lo spazio architettonico che Giotto delinea, la scala, il porticato, il primo e il secondo piano, le arcate, sono singolarmente prese, sono coerenti, ma se tu provi a costruirle è un palazzo impossibile. 150 capolavori assoluti esposti, ormai tutti di grande valore, di un artista che, unico al mondo, è capace di trasportarci in mondi fantastici e impossibili, con creazioni visionarie che uniscono matematica, arte e illusioni ottiche. È una mostra per tutti, per chi vuole conoscere meglio questo artista, ma chi vuole anche capire meglio il Novecento, i movimenti scientifici anche del Novecento e come hanno influenzato l'arte. Escher è la perfetta rappresentazione delle pulsioni del Novecento, di queste teorie scientifiche così anti-intuitive e così paradossali. E Escher è il maestro dei paradossi. La mostra parte dall'infanzia con la scuola di arti grafiche in Olanda, poi il periodo italiano, l'illuminazione e l'incontro con i matematici, il percorso della sua vita fino alle opere che tutti conosciamo alla fine degli anni 70. Tutte le opere di Escher sono localmente sempre corrette, cioè se uno va a vedere ogni quadratino, ogni pezzettino è sempre corretto, ma l'insieme è spesso impossibile o paradossale. Ieri, martedì grasso, c'è stato il gran finale del Carnevale di Venezia, è stata proclamata la Maria 2026, è stata un'edizione da milioni di presenze. Il Carnevale di Venezia si chiude con l'atto più atteso in piazza San Marco, la presentazione della Maria dell'anno 2026, la proclamazione alla Fenice al termine della serata di gala nelle sale apolline. Sono Martin Dioccullo, ho 18 anni e vivo a Mestre. Sono una persona molto solare e innamorata di Venezia e cerco di portare un po' di allegria dappertutto, diciamo. Sul palco di piazza San Marco, accompagnata la Maria dell'anno dall'abito creato dallo stilista delle Marie Francesco Briggi, la cerimonia conclude la tradizionale sfilata delle 12 Marie lungo il Canal Grande, culminando con la proclamazione davanti al pubblico della piazza simbolo della città. L'edizione 2026, inserita nel calendario culturale legato ai Giochi di Milano Cortina, è caratterizzata dal tema Olympus, all'origine del gioco, si chiude dopo oltre 2 settimane di spettacoli, cortei e iniziative diffuse tra centro storico e terraferma. Questo tema dedicato alle Olimpiadi è stato molto ben accettato sia dal punto di vista dei partecipanti, lo abbiamo visto con molte maschere a tema, ma anche da un forte richiamo mediatico. Sul fronte turistico ed economico il Carnevale conferma il suo peso. La festa vale complessivamente circa 1,2 miliardi di euro, con 5 milioni di pernottamenti stimati nell'ultimo weekend e circa 20 milioni di presenze turistiche complessivo nel periodo delle celebrazioni. Tante persone, tanta gente che si diverte e anche questo tema molto bello che ha veramente dato un impulso forte a questo carnevale. Un bilancio che ribadisce il ruolo del carnevale veneziano come grande motore culturale ed economico, capace di unire tradizione, spettacolo e richiamo internazionale. Era questo l'ultimo servizio di questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, quindi a seguire il telegiornale di Vicenza e poi questa sera dalle 21:15 l'appuntamento si rinnova con il talk show Focus. Tra gli ospiti della puntata ci sono Matteo Baldan, Laura Besio, Leopoldo Bottero, Sante Carraro, Franco Roccon, Simonetta Rubinato e Stefano Trubian. Noi ci salutiamo per ora e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.